Giuseppe Procopio è il responsabile del programma Prostata dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Giuseppe, un commento alle nuove linee guida AIOM sul carcinoma prostatico. Le linee guida, caro Mauro, alla fin fine devono ripercorrere quella che è l'evoluzione delle conoscenze e delle strategie terapeutiche che grazie alla ricerca stanno sicuramente migliorando. Faccio alcune considerazioni su alcuni passaggi. Il primo è: nessun paziente può prescindere nella prima linea di malattia metastatica ormonosensibile da una doppietta, quindi deprivazione androgenica più antiandrogeno di nuova generazione, il cosiddetto ARTA. Seconda considerazione: per alcuni pazienti la tripletta può offrire dei benefici, cioè l'aggiunta a queste due molecole della chemioterapia. Penso ai pazienti con malattia ad alto volume, ai pazienti giovani fit per chemioterapia o con alcuni fattori prognostici sfavorevoli. Quindi la tripletta può essere un ulteriore vantaggio, almeno per alcuni tipi di pazienti. E in ultimo, come utilizzare in sequenza le diverse strategie di trattamento? L'inibitore di PARP. L'inibitore di PARP può avere un ruolo importante dopo fallimento ad ARTA nei pazienti che hanno una mutazione di BRCA1-2. Un'ultima considerazione, se mi è consentito, sulla diagnostica. Si parla oggi molto di PET-PSMA, che in alcune situazioni può essere veramente utile per consentire, ad esempio, di capire quando fare o non fare una determinata procedura terapeutica. Ma la PET-PSMA non è mandatoria per tutte le situazioni. Ecco, penso alla paziente che ha il solo fallimento biochimico, risalita del PSA. In quel caso TAC e scintigrafia ossea, in accordo alle nostre linee guida, sono adeguate per consentire di definire la fase M0 o M1. Quindi la PET-PSMA, di cui c'è tanto bisogno, deve essere riservata a situazioni ben precise che potrebbero consentire di massimizzare il beneficio terapeutico per i nostri pazienti. Grazie mille al professor Giuseppe Procopio.